Buona giornata a tutti voi, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi in questa nuova diretta in cui daremo come sempre tutti gli aggiornamenti che interessano questa fase 2 del post emergenza coronavirus, come la si sta vivendo a vari livelli e nei vari ambiti. Certo è che sono tante le proteste anche che si stanno svolgendo in questo periodo, tante le difficoltà che sono davvero uno strascico dopo questo blocco, questo lockdown che si è verificato nella regione Veneto, nello specifico, ma in realtà in tutta Italia. Allora andiamo a Padova. Distanziati come prevede la legge, rispettosi con la mascherina calata sul volto. Un popolo silenzioso di 200 partite IVA del movimento Agiamo Adesso ha invaso pacificamente Piazza Remitani a Padova. Non ce la fanno più dopo quasi 3 mesi di lockdown. E sono in piazza per sostenere tutte queste partite IVA e tutte le persone che hanno avuto delle grosse difficoltà in questo momento. Il lockdown non gli ha permesso ovviamente di lavorare e quindi non hanno potuto fatturare ma anche continuare le loro attività. Siamo in piazza oggi non tanto perché siamo colpiti da queste ristrettezze economiche, ma per solidarietà con tutte le altre categorie che sono state colpite e non hanno voce in questo momento. Tante promesse, ma di concreto assolutamente niente. Tra loro ci sono piccoli artigiani, c'è chi vive di musica, chi fa l'antiquario, ci sono molti agenti di viaggio con le valigie. Basta parole, serve concretezza. Questo governo ha reclutato 450 esperti, ma evidentemente nessuno di loro ha mai lavorato in vita sua e i provvedimenti che ha presi non li ha presi e i soldi non bisogna dirli, bisogna darli. Se non ci sarà iniezione di liquidità l'economia è già ferma. Abbiamo già in Veneto oltre 50.000 disoccupati in più e adesso, quando sarà il momento di scoprire le carte e del rientro di quelli che sono in cassa integrazione, sarà dura per tutti. E quindi è meglio darsi da fare subito. Servono interventi immediati, le partite IVA sono pronte allo sciopero fiscale. Credo che non ci sarà alternativa rispetto ad uno sciopero fiscale. Questo però creerà grandissimi problemi perché sono i 5 milioni di imprenditori in realtà che muovono l'Italia e se i 5 milioni di imprenditori sono ridotti a dover gestire se stessi e non dare più il foraggio alla nazione, tutto si andrà a bloccare, quindi questo sarà un grandissimo problema. Una prima azione sarebbe semplice, propone il sociologo Ivano Spanno, tornare al rispetto della Costituzione. Dobbiamo ripristinare, a mio avviso, per poter fare questa svolta necessaria, quello che sono i principi fondamentali che dovrebbero governare il nostro Paese. Io non posso non fare riferimento a una Costituzione che è tradita all'80%. Dobbiamo rimettere in piedi la nostra Costituzione e renderla attiva perché lì ci sono, a mio avviso, tutte le ipotesi per poter ricreare, no, la nostra realtà e il nostro sistema. Sono passati 100 giorni dall'inizio dell'emergenza, intanto è proprio il governatore del Veneto, Luca Zaia, che annuncia una nuova ordinanza entro il 15 giugno. Oggi è il 100° giorno dall'inizio della tragedia. 100 giorni da quel 21 febbraio quando tutto ebbe inizio, 100 giorni che portano ad un bilancio dei mesi di emergenza. Il governatore ricorda le chiusure, riporta alla memoria la vicenda dei camion con i 50 respiratori acquistati in Svizzera e che non riuscivano ad arrivare in Veneto. Penso alle terapie intensive che avevano raggiunto ormai l'apice dell'occupazione perché eravamo arrivati nei giorni di fine marzo ormai a contare sulle dita di una mano i posti liberi. Siamo riusciti a scongiurare quello che un medico non vorrebbe mai trovarsi a fare, cioè scegliere che paziente fare entrare in terapia intensiva e chi no. È stata anche l'occasione per ringraziare chi ha combattuto contro il virus, medici, infermieri, volontari, operatori delle case di riposo, ma un grazie dal presidente Zaia anche ai giornalisti. L'aspetto della comunicazione, ha detto, è stato fondamentale. Non sarebbe stata la stessa tragedia se non ci fosse stata la comunicazione. Voi siete stati dei veri e propri inviati e noi abbiamo approfittato degli inviati per parlare in un momento non di pace ma di guerra. Zaia è poi tornato sui contenuti dell'ordinanza firmata ieri, dall'uso delle mascherine non più obbligatorie all'aperto alle agevolazioni introdotte per i centri estivi. C'è già un overbooking di richieste, spiega il Presidente, che studia un sistema per facilitare le famiglie. Di pensare addirittura di fare una sorta di portale dove
un cittadino entra e dice io abito a Marghera che centri ci sono? Questo aiuterebbe molto. Intanto la Regione al lavoro per una nuova ordinanza. Se la curva lo permetterà, dal 15 giugno liberi tutti, discorso a parte per l'uso delle mascherine. Che verrà emanata prima ovviamente di metà giugno, che riguarderà il mondo degli spettacoli, e quindi sto parlando dei teatri, dei cinema, delle discoteche. Soddisfatto poi il governatore per gli spostamenti tra regioni che saranno possibili dal 3 giugno senza distinzioni. Discorso diverso invece per gli altri paesi europei, sempre più quelli che riaprono, ma non all'Italia, come la Grecia. La Grecia ha avuto un comportamento assolutamente riprovevole e mi fa ancora incazzare di più che sia anche in Europa, che noi ricordiamo tutti con la Troica, ricordiamo tutti col Fondo Salva Stati, e che venga a fare la lezione. Non mi risulta che la sanità greca sia come quella del Veneto o dell'Italia. Se fossi io ministro degli esteri davanti a roba così, sarei già ad Atene. Dalla regione poi un appello a Trenitalia. Aggiunga macchine, ripristini le corse che sono state soppresse e soprattutto le dedichi a percorsi come quelli su Venezia. E nel consueto punto stampa, inevitabilmente, è entrata anche l'imitazione fatta da Maurizio Crozza proprio del presidente Zaia. Ragionateci sopra. Ma perché ci aiuti a capire? È proprio una decisione culturale che ha preso lo Stato del Veneto. Ma che Stato del Veneto? Voi non siete uno Stato. Siamo più un continente, no? No, non lo siete. Ma non lo siamo ancora, ma lo diventeremo passo ci arriveremo. Una regione e basta. C'è una bellissima frase di un filosofo del primo secolo avanti Cristo. Chi? A Cleroconte da Febo. Chi è Cleroconte? Che dice un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. No. Se fosse un giudizio di scuola direi il ragazzo si è impegnato ma può fare di più. Sull'accento mi sembra un misto tra un bergamasco e un veneziano, c'è una roba che può impegnarsi un po' di più sulla dizione. Se vuole mi propongo anche a fare un po' un corso di dizione. E saremmo veramente a posto, vedere Zaia che va al corso di dizione a Crozza sarebbe il massimo e sarebbe assolutamente da riprendere veramente. E parlando delle nuove libertà che prendono il via la settimana prossima, appunto questo nuovo lento ritorno alla normalità, a parlare anche il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Le nuove libertà previste dalla prossima settimana dall'ordinanza regionale vanno sfruttate, ma con il solito buonsenso predicato in questi mesi. Ben venga, dice il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, anche la cancellazione dell'obbligo di utilizzo della mascherina all'esterno. Dobbiamo evitare di creare una popolazione di depressi per la chiusura della quarantena. Chiediamo solo ovviamente questa avvertenza a tutti, che è quella di mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi le mani, quello è fondamentale. Dopo abbiamo bisogno che l'economia comunque cammini, abbiamo avuto un periodo di depressione importante, oggi abbiamo bisogno che le nostre aziende comincino a lavorare, una delle aziende importanti è quella del turismo. Potersi rilassare in vacanza, ad esempio in spiaggia, è anche una questione di salute. È un po' ridicolo vedere distanziati ovviamente dei 2,5 metri, 3, gente che in spiaggia si mette la mascherina. È chiaro che nei luoghi chiusi la consigliamo ancora perché là effettivamente il rischio del droplet esiste ancora. Perché il Covid non è scomparso e questo bisogna ricordarlo. Non a caso anche a Treviso è partita la raccolta del plasma iperimmune, quello cioè dei guariti dal virus, ricco di anticorpi. Una trentina i trevigiani che si sono fatti avanti. Hanno risposto in molti, tanto che siamo partiti e poi vedremo altre persone in questa settimana. Ringrazio tutti i cittadini che sono a disposizione. Ancora una volta il Veneto, la provincia di Treviso, gli abitanti dimostrano di avere questo grande senso di solidarietà. La speranza, conclude Benazzi, è di non doversi trovare nella circostanza di usare questo plasma, ma se accadrà, se dovessero ripresentarsi pazienti in condizioni gravi, potrebbe rivelarsi vitale. Nel caso ci fosse una reinfezione, noi avremo sicuramente uno strumento importante per ovviamente salvare le persone. Col plasma è dimostrato che oltre il 40% delle persone che possono essere interessate a questa terapia, alla fine escono da terapia intensiva e riprendono la vita normale. Riprendono una vita normale, si sta riprendendo lentamente una vita normale, l'esempio è dato proprio dalla situazione nelle spiagge e allora andiamo a Jesolo. Vediamo.
se la regia riesce, le spiagge, si diceva, sempre più prese di mira in questo periodo del post-emergenza Covid. Abbiamo sentito proprio le persone e alle persone abbiamo chiesto come stanno affrontando questa ripresa generale. Vediamo. Ci siamo organizzate con mascherina e guanti per essere ovviamente nel rispetto anche delle altre persone e di noi stessi, anche perché è il primo giorno al mare. Attenti alle regole, almeno per il primo giorno della stagione, che per certi versi è sembrato quasi un primo giorno di scuola, con la gente a chiedere come comportarsi, soprattutto per ombrelloni e lettini. Adesso cominciamo, dobbiamo ancora prendere visione. Comunque dai, stamattina si sta bene. Siamo distanziati, è tutto ok, si può venire tranquillamente. Però la mascherina. Beh, ma insomma sotto l'ombrellone la togliamo, dai. Distanze decisamente maggiorate rispetto al passato rassicurano i primi bagnanti. Poi c'è chi forse per essere più sicura sceglie proprio il pontile. Come se niente fosse esattamente, però devo ancora capire bene come funziona il discorso della spiaggia libera qui in spiaggia, perché non si sa ancora come funziona. E forse l'immagine dell'autodisciplina dei primi bagnanti a Jesolo è questa, quella sulla spiaggia libera dell'Arenile Mazzini. Giovani, coppie di fidanzati e famigliole hanno tutti steso gli asciugamani calcolando le distanze con chi era già disteso sulla sabbia. Teniamo a distanza sicuramente, i bambini giocano di là e siamo con le mascherine fino alla spiaggia e qua in spiaggia le abbiamo levate, ma fino ad arrivare qua sempre con le mascherine. Un autocontrollo al punto che sull'Altanna l'ha detto più che controllare è impegnato a informare. Io adesso fungo un po' da informatore perché chiaramente la gente ancora non sa come deve comportarsi, però vedo che sono tutti molto bravi. La sensazione è che tutti siano anche orgogliosi di rispettare le regole, come questa coppia che prima giustifica l'assenza della mascherina perché non obbligatoria in passeggiata e poi ce la fa vedere per chiarire che le regole loro le rispettano. L'unica trasgressione ammessa oggi è un tuffo tra le onde, anche se la bandiera e i relativi cartelli indicano che non si dovrebbe. Sul sito era tutto tranquillo, ho controllato in vari posti online e non ho trovato nessun problema, per cui ho detto vabbè, vado, cioè con questa giornata vado. Allora vada. Grazie, gentilissimo. E restiamo a Jesolo perché con la dimissione dell'ultimo paziente Covid positivo è stata chiusa proprio la struttura che era stata designata come Covid Hospital a Jesolo. Signori, si chiude il reparto Covid di Jesolo. Ecco qua, un giro di chiave chiuso, ospedale chiuso. Il Covid Hospital di Jesolo è chiuso. 250 infermieri arrivati da San Donà a Portogruaro festeggiano la fine di un incubo assieme tra gli altri al direttore generale dell'US4 Veneto Orientale Carlo Bramezza. La Regione aveva disposto la trasformazione dell'ospedale di Jesolo in Covid Hospital il 6 marzo, nei giorni difficili dell'emergenza sanitaria in Veneto. In 3 giorni abbiamo creato una terapia intensiva, prima da 4, poi da 8, poi da 14 posti e un reparto di malattie infettive per 70 persone. Ci hanno lavorato circa 400 persone, 100 in terapia intensiva, 300 tra infermieri e medici nel reparto di malattie infettive. Dimesso l'ultimo paziente di coronavirus, la struttura è stata sanificata e riprenderà ad ora il suo ruolo di riferimento provinciale per la riabilitazione e di ospedale per la medicina turistica. Nella terapia intensiva sono girate circa 100 persone. Abbiamo avuto un tasso di mortalità del 25%, che sicuramente è alto, ma nella media, diciamo così, nazionale e anche regionale è tra i più bassi. Vuol dire che hanno lavorato molto bene. Nel reparto delle malattie infettive sono girate circa 200 pazienti e qui il tasso di mortalità è stato molto basso, del 10%. Nella malaugurata ipotesi di una seconda ondata di coronavirus, l'intero reparto di terapia intensiva potrà ripartire nel giro di appena qualche ora e tutto il Covid Hospital nel giro di un giorno. Nel futuro prossimo c'è invece la partenza della neuroriabilitazione, una delle novità delle nuove schede ospedaliere, e si stanno potenziando i pronti soccorso in attesa dell'arrivo dei turisti. Aperto anche il punto di primo intervento di Bibbione, il litorale veneziano torna verso la normalità.
Anche perché vogliamo ricordare che anche in questa struttura, come è accaduto in tutte le strutture sanitarie dell'intera regione, dell'intera Italia, medici e infermieri sono stati davvero in prima linea quotidianamente per affrontare questa tremenda emergenza Covid-19, quindi l'applauso, sì, la gioia loro perché si ritorna alla normalità, ma il grande applauso, il grande ringraziamento, lo dirò sempre, va proprio a tutte queste persone che hanno lavorato tanto in questi mesi. C'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. Siamo nuovamente in diretta e dovremmo essere riusciti a collegarci anche via Skype con il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che si trova assieme a Nicola Finco. Eccoli qua, siete proprio al castello, vi stiamo vedendo. Aspetti che adesso il sindaco mi è sparito. Eccovi qua. Siete al Castello Inferiore, siete proprio nel cuore della città degli scacchi. Tra l'altro oggi è una giornata particolare, vediamo che è andata via la linea. No, non si riesce. Riproviamo a contattarli, vediamo se riusciamo a contattarli. Intanto noi andiamo avanti con il prossimo servizio, andiamo nel Bellunese e ci occupiamo di una situazione di stallo che sta interessando tutta l'area del Nevegal. È una situazione che le opposizioni stanno chiamando di assoluto letargo. Sentiamo. Sulla carta sono tutti pronti a fare la propria parte per il rilancio del Nevegal, la cui vicenda potrebbe diventare la trama di un film oramai ai titoli di coda. L'attore principale è il comune di Belluno, da più parti accusato di immobilismo. Basta rimpalli di responsabilità, hanno detto pochi giorni fa i consiglieri comunali e regionali del PD, che hanno chiesto di scoprire le carte per non dare false illusioni, ma una prospettiva certa agli operatori. Oggi di nuovo Franco Roccon, capogruppo consigliere di Civiltà Bellunese Liga Veneta, già ex presidente della commissione speciale Nevegal, a sollecitare l'operato dall'amministrazione comunale, che definisce piatta e insensibile. Qui non si muove niente, cioè qui siamo usciti da un letargo invernale che persegue ancora come gli orsi, no? Quindi è un'amministrazione che non dà risposte sulla sua stazione turistica più importante. Roccon si dice sorpreso di non avere letto una riga sul futuro del Colle né sul turismo nel piano presentato ieri dai capigruppo di maggioranza, e ne ha per tutti. Per i colleghi consiglieri, il programma che hanno presentato ieri è un programma elettorale, no? E pare evidente, anzi è sicuramente così, che è un programma per futura memoria, nel senso, se il sindaco va via perché è candidato in altri lidi. E per l'assessore al turismo. Stiamo pagando, adesso lo dico anche in termini di costo, un assessore circa 1.000-1.200 euro al mese, senza che questa produca nulla. Non produce assolutamente nulla. Sul turismo una voce importante, sulla recettività, cioè non si vede nulla. Insomma, siamo alla frutta, incalza Roccon, critico pure sul ritardo clamoroso della nomina di un professionista incaricato di redigere il piano economico-finanziario per l'assegnazione della concessione per la gestione degli impianti. Mercoledì prossimo è in programma la riunione della Commissione Nevegal, che incontrerà i vertici dell'Alpe del Nevegal. Tutto questo mentre in Regione è in corso di esame un progetto di legge che prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dei comprensori sciistici. Sulla carta a fare da apripista sarà il comprensorio del Nevegal, ma se il comune di Belluno non riacquisirà la proprietà degli impianti, per il Colle il destino è già segnato. Siamo così in attesa che l'orso si svegli dal letargo, ma in realtà non è così. Il Nevegal è in attesa, sono tutti pronti, pubblico e privato, associazioni e quant'altro, ma chi manca è proprio l'attore principale, quello che doveva fare la regia da tanto tempo. E allora siamo riusciti a ricollegarci via Skype con Marostica, ci sono il sindaco Matteo Mozzo e il capogruppo in regione della Lega Nicola Finco. Buongiorno intanto. Siete al castello inferiore, vi trovate proprio nel cuore della città degli scacchi, si diceva anche prima, perché tra l'altro oggi è una giornata un po' particolare, c'è la festa della ciliegia, questa 76esima edizione della festa della ciliegia, il prodotto caratteristico, tipico della vostra zona, che si svolge però in maniera un po' diversa dal solito, causa Covid-19, sindaco. Sì, buongiorno a tutti, grazie intanto della possibilità di partecipare alla diretta. Sì, quest'anno è la 76esima festa della ciliegia IGP di Marostica, che abbiamo voluto ripensare insieme alle amministrazioni di Colceresa e di Pianezza, quindi insieme al sindaco Enrico Costa e Luca Vendramin, proprio per lavorare assieme come territorio e rilanciare il nostro prodotto
principe, il nostro oro rosso, come vogliamo chiamarlo, durante appunto questa che è un po' l'era post-Covid, diciamo. È la prima manifestazione che viene fatta, mi sembra, anche in provincia di Vicenza di questo tipo, ed è stata rivisitata in chiave digitale, quindi una manifestazione 2.0. Stiamo facendo una diretta dalle 10:30 di questa mattina, continuerà fino a 12:30, con spazi e interventi tra amministratori, produttori, ricette del territorio cucinate nei nostri locali tipici, proprio per rilanciare il territorio. Nel contempo, all'esterno delle mura, nel parcheggio stazione, ci sono le bancarelle di Campagna Amica, quindi dei produttori locali che vendono il nostro oro rosso. Mentre all'interno del castello stiamo facendo la piccola, diciamo, mostra mercato, il cui ricavato andrà in beneficenza all'ospedale San Bassiano. Ecco, Sindaco, la gente come sta prendendo, come sta accogliendo questa nuova formula della mostra della ciliegia? Le chiedo se cortesemente si avvicina, eccolo, perché così la vedo bene, perfetto. Sì, abbiamo le distanze. Sì, ecco, si abbassa un pochino lei perché c'è... Bene, adesso la vediamo bene, vada. No, infatti, che poi non siamo i primi noi, perfetto. Ecco, allora appunto la gente, le chiedevo come sta vivendo questa nuova formula per quest'anno della mostra delle ciliegie. Beh, io devo dire che al momento stiamo avendo molti contatti, molte ricondivisioni. Devo dire che un po' di aiuto sicuramente è stata il lancio anche della nuova mostra direttamente da Zaia ieri durante la normale trasmissione dell'unità di crisi che fa con l'aggiornamento quotidiano della situazione Covid nella nostra regione, e per cui veramente devo ringraziarlo. Attualmente mi sembra che comunque le persone stiano rispondendo bene, anche sono qui direttamente che vedo dalle finestre che si affacciano su Piazza Scacchi, ci sono molte persone, tutte con mascherina, e che si stanno un po' riappropriando, penso che siano molti cittadini ma anche molti turisti, un po' della nostra città. Certo. Nicola Finco, serve assolutamente sfruttare, trovare tutti i modi, le modalità possibili per rilanciare questa nostra economia che è stata davvero, davvero schiacciata in questi giorni e in questi mesi di emergenza Covid. Vediamo se non mi sente più. Sì, certamente, questi sono iniziative nel nostro territorio, che significa Nicola, passioni niente, provo a ricontattare, vediamo se riusciamo a ricontattare Nicola Finco, perché adesso sì, deve esserci qualche problema a livello proprio di internet. Si parlava di rilanci, di forti manifestazioni, abbiamo visto a Padova la manifestazione che ha interessato le partite IVA, le persone che hanno appunto che sono state ferme per questa emergenza Covid dal lavoro, non hanno potuto lavorare in questi mesi. Adesso invece c'è tutto il comparto della cultura, dello spettacolo che è in fermento, ma vediamo. Si montano le sagome in legno di cantanti e musicisti, fantasmi di uno spettacolo che non c'è. Sul piazzale della stazione va in scena così la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Tecnici luce, del suono, del video, attori, musicisti, facchini e maestranze. Per tutti loro la ripresa non è uno spettacolo. Per noi la ripresa è una spremuta di sangue. Noi siamo fermi da metà febbraio e chissà quando ricominceremo a lavorare. Noi, se andrà tutto bene, ricominceremo a lavorare ad ottobre. Quindi siamo qui per chiedere un'attenzione particolare a un settore che potrebbe sparire fondamentalmente causa Covid. È una situazione di emergenza nell'emergenza, ovvero noi viviamo una situazione nella quale non abbiamo lavoro, non abbiamo la possibilità di lavorare, ma che si acuisce dentro un'emergenza nella quale il sistema che regolava i nostri contratti non era assolutamente tutelante. La situazione in merito agli ammortizzatori sociali che non sono mai arrivati, si parla dei 600 euro, delle casse integrazioni in deroga, e si parla di un contratto nazionale che non esiste. Forse il lockdown ha risvegliato una coscienza collettiva, che è una coscienza che semplicemente dice a gran voce oggi nelle piazze italiane di dire basta a tutto questo, di dire basta alle poche tutele, basta ai pochi diritti sul lavoro, perché quello che compiamo noi tutti i giorni, qualunque maestranza essa sia, è un lavoro.
continuerà fino a metà giugno la mobilitazione permanente dei circa 7.000 lavoratori dello spettacolo in Veneto, per la maggior parte con contratti di lavoro intermittenti o precari. Chiedono con urgenza un incontro con Regione e INPS per ottenere ammortizzatori sociali e una riorganizzazione generale del comparto nazionale dello spettacolo. Il problema è proprio il ritorno a questo lavoro qua, perché il ritorno in sicurezza non è garantito. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo paternità, non abbiamo la malattia, e quindi anche quello che stiamo ponendo oggi, che è ripartire con gli eventi, anche significa certo ripartire, ma mettere comunque a rischio la nostra incolumità in questo caso. In questo momento quelli piccoli rischiano di sparire, perché vedendosi cancellata completamente la programmazione e non avendo sostegno economico, perché non si parla solo di programmazione cancellata, parliamo anche di opportunità, di costruzione di anni di lavoro. Ecco, dovremmo essere riusciti a ricollegarci, vediamo se Nicola Finco ci sente. Eccolo, siete qua, ecco, benissimo. Perfetto, allora si diceva prima l'importanza di trovare tutti gli escamotage, i modi per rilanciare questa nostra economia che è stata schiacciata in questi mesi. Mi auguro che iniziative come quella di Marostica vengano poi copiate anche da altre amministrazioni locali. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che ci dà tanto sia da un punto di vista culturale ma anche enogastronomico, e queste sono occasioni per ritornare alla normalità in sicurezza, ma soprattutto anche per festeggiare quelle che sono le bellezze del nostro territorio. 76 anni di mostra della ciliegia vuol dire 76 anni di impegno. Oggi la ciliegia è riconosciuta da un marchio a livello comunitario e il Veneto è la regione capofila sui marchi di tutela. Quindi vuol dire che il grande lavoro che è stato fatto da questa regione grazie agli enti locali, soprattutto per il comparto primario, è un lavoro incredibile, ma che ha portato il Veneto a essere la regione capofila in Italia sui prodotti agricoli. Questo ovviamente è un vanto per tutti noi. Senta, si sente spesso dire, o più che altro lanciare un messaggio forte a Roma, perché ci sono tante categorie, tante attività che si sono sentite completamente abbandonate dallo Stato. Sì, certamente anche il settore primario, no? Perché spesso la politica si riempie la bocca di belle parole, parla dell'importanza dell'agricoltura, ma poi sappiamo che lavorare la terra è un lavoro difficile che necessita anche di investimenti infrastrutturali importanti. Quando noi parliamo di ciliegia vuol dire parlare di infrastrutture importanti come l'acqua. Oggi le colline chiedono di potenziare i servizi di consorzi di bonifica, di portare gli impianti di irrigazione, ma soprattutto oggi di realizzare delle strutture coperte per permettere agli agricoltori di coltivare le ciliegie al di là del tempo, perché spesso e volentieri basta una tempestata per rovinare il raccolto e il lavoro di un anno. Quindi sappiamo perché è già successo ai noi. Esatto, e quindi questi sono gli investimenti che il nostro territorio ha bisogno, però penso che sia da parte della Regione che anche dal Consorzio di Bonifica c'è la massima volontà di andare avanti. Speriamo che il governo apra gli occhi e ci dia qualche risorsa in più, visto che l'autonomia non ce la vuole dare, ma almeno si diano le risorse. Eccolo qua, si è bloccato, Skype si è bloccato proprio sulla parola autonomia, Nicola Finco. Ha fatto un attimo di pop. È una maledizione da Roma. Da Roma, quasi vi abbia sentiti. Un'ultima battuta, poi vi saluto. Al sindaco vorrei chiedere questa modalità così telematica anche di questa mostra, pensate di riproporla al di là di tutto quello che riguarda il Covid anche negli anni prossimi, nelle prossime edizioni? Sì, anzi stiamo già lavorando a un paio di eventi solo per quest'anno, intanto sempre sfruttando il digitale in maniera un po' particolare, e sicuramente potrà essere un accessorio in più per vettorializzare tutto il nostro territorio e insomma farci pubblicità a livello esterno anche alla regione. Sicuramente faremo delle piccole aggiunte, già oggi abbiamo notato delle cose che potremo modificare, andare a implementare anche per migliorare il servizio. Una fra tutte è sicuramente quella di aggiungere anche una persona che nelle prossime manifestazioni praticamente parlerà attraverso il linguaggio dei segni, quindi per dare maggiore accessibilità a quello che abbiamo di bello da vedere e da visitare qui nel nostro territorio. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, il capogruppo della Lega in Regione Nicola Finco, grazie per essere stati con noi in nostra compagnia, una buona giornata e una buona festa.
Una buona festa delle Grazie. ciliegie. Bene, allora abbiamo visto, abbiamo sentito i due esponenti dell'amministrazione comunale di Marostica e della regione del Veneto. E a proposito di regione del Veneto, stiamo cercando di capire verso le elezioni, che elezioni vorrebbero i veneti? I veneti, le elezioni che vorrebbero i veneti, un servizio che è stato realizzato dalla redazione di Padova. Vediamo se la regia riesce a trovarlo. Data unica per le elezioni regionali e le elezioni amministrative. Assodato che a luglio non ci sarà alcuna consultazione, il Veneto che vogliamo, il movimento che candida presidente della regione il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, propone di unificare le date e dare vita a un vero e proprio election day. Quello che noi chiediamo è che si voti secondo le norme democratiche, quindi potendo permettere una campagna elettorale da un lato, e dall'altra parte, come ho detto fin da principio, che è il nostro, insomma, cosa a cui forse teniamo di più, è che si possa fare un election day al fine di non sprecare soldi. Il che vogliamo è un movimento civico e popolare. Non facciamo politica di professione, almeno né io né Giorgio di sicuro. Vedere che 15 milioni di euro vengono spesi per anticipare delle elezioni quando potrebbero essere accorpate a tutte le amministrative in Veneto, noi pensiamo sia assolutamente irresponsabile. Non solo ragioni economiche alla base della richiesta, spiega il consigliere regionale Piero Ruzzante. E utilizziamo quei 15 milioni per darli ai cittadini che veramente hanno bisogno. L'election day è la cosa più ragionevole, più razionale. È razionale e ragionevole da un punto di vista economico, per le cose che abbiamo detto, e da un punto di vista sanitario. Noi dobbiamo mettere in sicurezza gli elettori del Veneto. C'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente in diretta, intanto siamo in attesa come sempre dell'arrivo del governatore Zaia assieme agli assessori. La postazione ormai è già allestita, sistemata, state vedendo anche voi, proprio si tratta di attendere una manciata di minuti, poi il governatore come sempre darà l'aggiornamento quotidiano. Intanto ne approfittiamo quando arriviamo a ridosso proprio dell'arrivo del governatore per leggere alcuni dei vostri messaggi che ci state girando al 340-3218-806, sono sempre tanti e io ne approfitto adesso, vediamo se riusciamo a leggerne qualcuno prima che arrivi il governatore. Caro governatore Zaia, grazie per tutte le volte che non ha saltato un giorno per stare con noi, per farci sapere come stavano andando le cose. Solo noi in Veneto abbiamo avuto questa grande opportunità. E questo telespettatore chiede: perché non tenere un giorno al mese, ad esempio il primo mercoledì di ogni mese, per dirci come state spendendo i nostri soldi, cosa state facendo in giunta, in consiglio regionale. Del resto, scrive il nostro telespettatore, siete nostri, tra virgolette, dipendenti, mi passi il termine, scrive. Grazie ancora tanto a lei e a tutto lo staff. Insomma, in realtà la presa di coscienza davvero che il governatore del Veneto, assieme nello specifico agli assessori Lanzarin e Bottacin, che sono stati onnipresenti in questi mesi di emergenza, quotidianamente, domenica, Pasqua, Pasquetta, insomma, sempre presentissimi per illustrare, come farà tra pochissimo, dare tutti gli aggiornamenti di questi giorni di emergenza Covid. Allora io vi lascio alla conferenza stampa. Buona domenica. Cosa è successo? Anche maggio è finito. Anche? Anche maggio è terminato. Sì, Pentecoste fra l'altro. Giorno 101. Grazie, un saluto a tutti, buona domenica a tutti. Passerei subito con la descrizione del bollettino, che però vedo che si è rovesciato. Cosa è successo? Allora, i tamponi sono 670.000, sono 10.000 in più rispetto a ieri.
Ormai ci avviciniamo, fra 3 giorni ne avremmo 700.000. Il numero dei positivi è 19.152, sono solo 6 in più. In isolamento 1.594, sono 133 persone che escono dall'isolamento, anche in queste ultime 24 ore. Questo è il dato che più scende velocemente. Abbiamo poi, perdonatemi, i ricoverati sono 385, uno in più rispetto a ieri. 385, uno in più rispetto a ieri. Le terapie intensive scendono ancora, siamo a 29 e peraltro è sceso di 1 come vedete e si è negativizzata un'ulteriore persona, quindi dei 29 solo 6 sono positivi. Totale di morti sono 1918 più 2, 1.377 negli ospedali, i dimessi 3.377 più 3. I nati sono 84. Allora, 2 brevi considerazioni. Intanto rispetto al bollettino, un piccolo chiarimento, no? C'è qualcuno che dice ma il Veneto ha eliminato le mascherine. No, il Veneto non ha eliminato le mascherine, il Veneto ha applicato esattamente in maniera pedissequa quello che ha previsto il DPCM. Il DPCM prevede che la mascherina la si utilizzi, e questo accade in tutta Italia dal 18 maggio, tranne che in Veneto che aveva una condizione più restrittiva. Allora noi diciamo che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico, e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono, la coda fuori dal supermercato, piuttosto che se ci fosse una manifestazione. È vero che c'è il divieto di assembramento, però è pur vero che ormai, diciamo, alcune attività all'aperto si possono fare e c'è parecchia gente, non c'è distanziamento, ti indossi la mascherina. Questo vuol dire che ti porti appresso in borsa, in tasca una mascherina, te la indossi se serve, punto. Quindi andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria, senza mascherina. Perché poi questa è una notizia ricorrente che ci viene richiesta. E alla luce di questo vi dico che l'ordinanza entra in vigore dalle ore 24 di questa notte. Perdonatemi se ricordo molti aspetti che i giornalisti conoscono meglio di me, però è pur vero che abbiamo un sacco di richieste. Per dire, ci arrivano decine di richieste ogni giorno sulla circolazione, la rispieghiamo poi magari la circolazione, in auto come si va. E dicevo dalla mezzanotte di oggi, quindi entra in vigore, diciamo, il tema mascherina non più obbligatoria. Per quanto riguarda la circolazione, c'è una miriade di ragazzi che ci scrivono. Mi scrivono, ma posso andare con degli amici in macchina? Sì, ma siccome non sono conviventi debbono avere la mascherina. Per non avere la mascherina bisogna che stiano 1 metro l'uno dall'altro, ma capite che la macchina, adesso per carità c'è anche qualcuno che ha delle macchine grandissime, quindi ce ne sarà uno seduto davanti e uno dietro, però in generale se non è il tuo nucleo familiare ti metti la mascherina in macchina con gli altri ospiti e non sbagli mai. Quanti possono salire in auto? Altra domanda, quello che è previsto dall'omologazione della macchina, se non 5 posti, 5 persone con la mascherina se non sono conviventi. E mi fermerei qua rispetto a questo. Anche stamattina abbiamo fatto un punto della situazione, stiamo preparando le linee guida che ormai sono quasi ultimate, come dicevamo, abbiamo già fatto quelle per i cinema e i teatri, non escludiamo di modificarle anche
rispetto ad ulteriori novità che potremmo, diciamo, mettersi dentro in queste linee guida, quindi anche per avvantaggiare un po' di più un servizio che rischia di essere penalizzato. Pensate, il teatro con i numeri di oggi è effettivamente un teatro che soffre piuttosto che il cinema. Stiamo concludendo, io immagino che la volta di domani o dopodomani si concludano anche le linee guida per le discoteche. Siamo pronti con le linee guida per le case da gioco e i casinò. Vi ricordo che c'è l'ultimo lembo di attività da aprire. Qualcuno dice: ma Zaia si occupa di casinò? Sì, perché ne abbiamo uno in Veneto, e tanto è vero che il confronto con il collega Totti è stato spesso rinnovato, proprio perché loro hanno Sanremo, noi abbiamo Venezia, per cui sono due casinò da riaprire. Per quanto riguarda le attività, ricordo sempre ai cittadini che dal 3 di giugno, però anche qua non c'è un provvedimento, per cui siamo in attesa di un provvedimento nazionale, quindi è bene che io lo annunci perché lo leggiamo tutti, perché anche questa è una richiesta che ci fanno. Sembra che dal 3 di giugno, cioè da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale negli spostamenti. Questo va ovviamente a consolidarsi solo dopo l'adozione di un provvedimento a livello nazionale, almeno da come la vedo io. Ci vorrà un DPCM che interrompa il blocco. Prego? Un provvedimento nuovo quindi del governo? Immagino di sì. Adesso guardate, a memoria penso che se non fanno un provvedimento mi sembra che gli altri siano tutti a valere fino al 15 di giugno, per cui decadrebbero dal 15 di giugno e quindi per anticipare bisognerebbe fare un provvedimento di revoca. Comunque cercheremo di capire e daremo informazioni ai cittadini. Libera circolazione a livello regionale significa che ognuno potrà spostarsi senza autocertificazione da un posto all'altro, nel senso che non ci saranno più solo i motivi di lavoro o di salute o il tema dell'assistenza sanitaria per qualcuno o per una visita sanitaria o per un intervento chirurgico. Quindi ci sarà la libera circolazione. Resta il tema dell'approccio europeo, che ci sembra sempre più imbarazzante, a macchia di leopardo. Cioè, ad oggi molti dei vostri quotidiani hanno riportato un po' anche la situazione europea, no? Dei diversi limiti, vincoli, aperture, non aperture, questo sì, questo no. Insomma, la Grecia ormai è diventata il totem di questo casino. Spero che a livello europeo si adotti una modalità che sia unica. È anche vero che la raccolta dei dati non è uniforme rispetto a tutti i paesi europei, perché se tutti avessero raccolto i dati come li abbiamo raccolti noi in Italia, oggettivamente ci metteremmo poco, perché noi saremmo sempre quelli che fanno la pecora nera, però noi la gestione dei dati ce l'abbiamo avuta ed è inconfutabile questo aspetto. Quindi io auspico veramente che si possa in sicurezza pensare a un'apertura dal 3. Vi dico che per i treni c'è un aggiornamento. Oggi siamo all'offerta pre-Covid per i treni, quindi i treni che avevamo prima, a cui si sono stati aggiunti 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia. Allora, 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia e 2 treni straordinari sulla Castelfranco-Venezia. Quindi 3 Verona-Venezia, 2 Castelfranco-Venezia più 10 pullman. I pullman sono per esempio da Dese, da Noale, da Spinea e così via. Perché vi dico questo? Perché nonostante questo sono sempre pieni, perché c'è il tema della riduzione del 50% dei posti. E le frecce, Presidente, anche per quadro? Sulle frecce non te lo so dire, ti parlo dei regionali. Scusami, ma non ho me l'ha dato la Sola De Berti sto aggiornamento. Dalla settimana prossima su Venezia avremo anche il Bologna e il Trieste per quelli che vengono da fuori regione. Ovviamente i treni, voi capite che non si ripagano con la partita dei biglietti, perché avendo questa riduzione del 50% che porta oltre a un minore incasso anche una maggior spesa per mettere più treni, quindi
noi siamo molto preoccupati perché sembra che Trenitalia voglia mettere in discussione gli investimenti che avevamo concordato sull'acquisto di materiale rotabile o quant'altro. Sapete che io ho scritto al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro De Micheli e per conoscenza a tutti i parlamentari del Veneto, voi avete dato pubblicità di questa lettera, l'ho mandata 2 giorni fa, per dire che noi sulla partita del trasporto pubblico locale siamo fuori con oltre 100 milioni di euro, proprio in virtù del fatto che questo è uno dei danni che questa emergenza ha creato. E prima di passare la parola a voi, faccio gli auguri a una signora, purtroppo ho dimenticato ieri, una gravissima dimenticanza, ma ieri nella concitazione delle domande e delle informazioni che volevo darvi, però è recuperabile, ha compiuto gli anni ieri, la signora Bacin Petronilla, detta Nia, 105 anni, quindi le facciamo gli auguri, ha fatto gli anni ieri, ci ha scritto e dice che tutti i giorni ci segue, quindi auguri alla signora Petronilla, 105 anni e ci prenotiamo il prossimo anno per fare gli auguri anche il prossimo anno. La signora da Riese Pio X, anzi da Spineda, che è una frazione di Riese Pio X, signora Bacin Petronilla, quindi tanti auguri signora Petronilla, anzi Nia, detta Nia, 105 anni, ben portati da come insomma ci ha contattato. E c'è poi un aggiornamento, vabbè, però ancora non siamo arrivati ai 58 milioni, ci stiamo avvicinando, siamo quasi a 39.000 donazioni, spero di darvi la bella notizia dei 58 milioni di donazioni i prossimi giorni. Passerei la parola per le domande. Allora cominciamo con Zennaro, poi Emiliano, la collega, i giorni, la volta. Buongiorno Presidente. Ciao. Buongiorno. 2 considerazioni, 2 domande. Allora, 1918 morti, uno in più del Vajont. Ah sì, vero. È un dato che terribile. Solo col numero, cioè, ti fa... il Vajont ha segnato il Veneto e sicuramente questa crisi segnerà il Veneto anche, diciamo, con i cambiamenti dei comportamenti, se non altro. Allora, mi interessa, lo sai, il tema dei trasporti, mi sembra il tema centrale da qua a settembre, perché se la situazione è questa, con i ragazzi a casa a scuola, a settembre ci blocchiamo. Caos. Una situazione che aggraverà probabilmente i livelli di inquinamento in una zona che è già particolarmente, cioè se non si interviene. Ecco, l'altro giorno l'assessore De Berti ha fatto un po' il quadro, dice la regione c'entra e non c'entra in cose, però serve ripensare in maniera molto forte a questo tema. Ecco, ci dobbiamo attendere qualcosa, Presidente? Ma guarda, allora, la regione c'entra nel momento in cui interviene per il trasporto pubblico locale, ovviamente di valenza regionale. Se qualcuno mi chiede attività che competono a Trenitalia, io non ve le so dire, questo è poco ma sicuro. Guarda, questa preoccupazione, a prescindere dalla pandemia, ce l'eravamo posta con il piano dei trasporti che abbiamo presentato, insomma con una visione anche generale, e se lo leggete oggi quel piano dei trasporti è assolutamente in linea con quello che è accaduto, cioè fare in modo di dare servizi che siano di qualità ai cittadini e quindi poi il tema dell'inquinamento, altro aspetto. Stiamo lavorando su questo fronte con i nostri interlocutori. Capite che ci sono 2 fattori limitanti: le risorse, ma uno dice quelle le si trovano, il governo ha promesso interventi importanti, ma dall'altro è l'hardware, no? Il materiale rotabile, il treno piuttosto che il pullman. Ma quella cosa che ha detto sul ripensamento di Trenitalia, sì, è preoccupante quella considerazione. Beh sì, anche perché loro fanno bilancio, però è pur vero che noi non possiamo rinunciare al fatto che avevamo un programma di fornitura di treni e avere per aprile 2021, vi ricordo, tutto il parco macchine rinnovato, oggettivamente già di qualità, ma con il nostro progetto aprile 2021 si arrivava a un'età media dei nostri treni di 5 anni, vuol dire treni praticamente tutti nuovi, e siamo l'unica regione che è riuscita a fare un accordo del genere che vale più di 1 miliardo di euro. Cioè, se adesso ci mettono in discussione le forniture
o l'accordo per un tema di bilancio, io chiedo veramente che il governo possa intervenire, visto e considerato insomma, che Trenitalia è espressione del governo e questo è un servizio assolutamente pubblico e nazionale. Cioè, se pensiamo di riuscire a pagare con i biglietti questi servizi, in questa fase è impossibile. Questa fase è una fase di perdita, appunto, ma non possiamo non erogare servizi. No, beh sì, scusami, sul Vajont, guarda, io penso che il nostro Veneto ricorderà la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ricorderà il Vajont e il coronavirus, poi tutti i cataclismi che ci sono stati, le grandi alluvioni, le trombe d'aria, tutto quello che sappiamo, i terremoti, però questi sono i 4 eventi. Guardate, hai fatto bene a ricordare, diciamo, la contemporaneità, no, dei numeri. Qua ci sono numeri che sono paurosi, stiamo parlando, se voi lo dimensionate, cioè è un paese medio del Veneto, 2000 persone, perché il comune medio è la popolazione mi sembra sia 4.500 abitanti, fate che ogni comune ha 2 o 3 frazioni, è una frazione, insomma, cioè, è un bel paese. Guardate che sono morti veri, lo dico a quei pochi purtroppo, che complottisti che continuano a dire ma state truccando i numeri, ma comunque sono persone che sarebbero comunque morte. Guardate, non lo si deve dire prima di tutto nel rispetto di chi ha perso la vita e in secondo luogo di tutti coloro che soffrono per queste perdite e in terzo luogo nei confronti di chi ha fatto di tutto per salvare la vita a queste persone. Noi abbiamo persone che escono dalle terapie intensive a oltre 90 anni e sono guariti. Abbiamo purtroppo persone molto più giovani che sono morte e non sono mai arrivate alle terapie intensive. Questa è la verità. Presidente, buongiorno. Le volevo chiedere, prima parlando di liberalizzazione dei vari trasporti, dei vari passaggi tra regione e regione, quindi gli spostamenti, quando lei dice saremo liberi, significa anche oltre all'autocertificazione non dovremo avere fogli, vari documenti legati a sì sto bene, non ho niente, quindi cose mediche? Decisamente no, se il problema di qualcuno è dire devo andare in qualche regione, mi devo fare il tampone prima, no, non è previsto e io auspico che non sia questa una prerogativa perché si andrebbe anche a inaugurare un percorso nuovo che poi si potrebbe applicare a qualsiasi cosa. Io potrei dire io voglio essere indenne da, che so, una patologia che vengo a sapere che so, se c'è un focolaio di tubercolosi in una scuola di una regione diversa dal Veneto, potrei addirittura dire io tutti quelli che vengono da quella regione voglio che si facciano il test per la tubercolosi prima di arrivare in Veneto. Capite che con questo sistema introduciamo un principio di sanità pubblica che poi diventa un cane che si mangia la coda, alla fine restiamo tutti a casa. Quindi Presidente non ci sarà un'autorità, magari un collega, noi non chiediamo nulla, che possa decidere io ti faccio entrare ma a queste condizioni? Allora, noi come Veneto non chiediamo il nulla. Veneto, ma altri? Il Veneto ha le porte aperte e aspetta i turisti, aspetta gli ospiti. Gli altri ho visto che stanno avanzando delle proposte, spero si possa risolvere il problema, ma non lo si risolve ipotizzando la patente di salute pubblica o la patente di immunità, perché non esiste la patente di immunità, non esiste da un punto di vista proprio scientifico. Immagino. Presidente, la mia è una considerazione, una delle mie tante considerazioni, giro, mi muovo e controllo, visto il lavoro che faccio. Ieri mi sono recato in un centro commerciale, successivamente con famiglia in una pizzeria, come tutte insomma le famiglie, in un momento di relax. Le linee guida sono fondamentali, il virus, come ha sempre rimarcato, è dietro l'angolo, però mi sono messo nei panni dei commercianti, di tutte queste categorie, vedo una grande fatica, c'è effettivamente paura, quindi i centri commerciali sono deserti, le pizzerie, almeno quelle che ho frequentato io, avevano neanche un decimo delle persone che di solito ospitano come clientela. Ho paura che ci siano altre chiusure future, è una riflessione, ripeto. Beh, guardate, questa è la coda dell'emergenza. Vi ricordate quando dicevamo si lascia quella sanitaria, avremo quella economica? Ci siamo, peraltro tocchi un settore, e ne approfitto, che ha molti pizzaioli, molti gestori hanno
contattato. Effettivamente nell'ambito della ristorazione le pizzerie sono quelle che soffrono di più, a dispetto di quello che chiunque di noi avrebbe pensato, no? C'è quel target di clientela che forse perché ha incentivato l'asporto, anche questo, forse perché li abbiamo educati ancora di più all'asporto, perché avendo introdotto norme severe sull'asporto durante il lockdown, qualcuno comunque, vi ricordate quante critiche ho preso per l'asporto? Sembrava che fossi stato un delinquente. Per fortuna che abbiamo cercato di portare un po' di risorse e non si è ammalato nessuno con le regole che abbiamo dato noi. Però obiettivamente le pizzerie sono in difficoltà. Dall'altro c'è da dire che un po' tutte le imprese non sono ripartite a pieno regime come prima. Io per questo chiedo che si aprano i confini, perché è giusto anche rientrare nella logica degli spostamenti, cominciare a ragionare, che ripartano le spiagge. Guardate, io se tornassi indietro riaprirei le spiagge il 18 di maggio come abbiamo fatto. Ieri sera ho visto in TV, c'era un gestore di Jesolo che diceva ma noi siamo pieni, però non sono ancora tutti aperti. L'importante è che comunque si inizi, perché se fosse stato come immaginate, come voleva qualcuno, ma pensiamo di proiettare tutto a fine giugno e da lì si parte, vuol dire che non è neanche un po' di abbrivio, no? Arrivando a fine giugno. Cioè partire da zero a fine giugno sarebbe stato drammatico. E invece andiamo avanti in questa direzione e penso che alla fine ne verremo fuori. La recessione io la vedo ancora a V e non a U, come si dice. Ne approfitto, posso? Prego. Visto che ogni tanto esce appunto la persona, l'uomo, in questa esperienza, 101 giorni oggi, cosa, tirando un pochino se possibile le somme, si è pentito di aver fatto o non fatto e cosa rifarebbe? Grazie. Ma guardate, noi abbiamo vissuto assieme a voi 101 giorni di esperienza quotidiana. Quindi l'esperienza che abbiamo accumulato in 101 giorni, se si ripresentasse il virus alla maniera del 21 febbraio del 2020, avrebbe una squadra molto diversa, molto più preparata, e saremmo in grado di performare molto di più, tanto è vero che guardate, nel giro, vi annuncio, nel giro di un paio di settimane depositeremo il nuovo piano di sanità pubblica, che io l'ho detto quando ho chiesto che si faccia questo piano, anche ieri ne abbiamo parlato in videoconferenza, ho detto guardate che dovete schierarmi l'artiglieria pesante, cioè io voglio un esercito schierato, rafforzando ancora di più il territorio, rafforzando ancora di più quelle scelte che abbiamo fatto. Pensate solo che oggi dire ai veneti apriamo 10 ospedali Covid è una roba normale, dire ai veneti riapriamo 5 ospedali che erano chiusi è una roba normale. Noi allora siamo partiti da zero, cioè io sono stato criticato perché ho chiuso Schiavonia, che oggi risulta essere una banalità se ci pensate. Abbiamo avuto le proteste fuori dall'ospedale perché abbiamo chiuso Schiavonia. Per cui direi che l'esperienza ci è servita, diciamo che siamo riusciti a fare esperienza limitando i danni, perché questo è fondamentale, cioè insomma i dati che abbiamo noi sono di gran lunga al di sotto, diciamo, dei parametri medi che vengono considerati, ma non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale. Pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, cioè noi abbiamo il mito americano, cioè io non avrei mai pensato in vita mia di vedere le fosse comuni a New York, ce le avete viste anche voi? In Brasile, vi ricordate quando vi dicevo nelle tabelle non è possibile che il Brasile abbia solo 4.000 contagiati, non è possibile, avete visto cosa è accaduto? Il virus se lo cerchi lo trovi, se non lo cerchi non lo trovi, ma ti accorgi di averlo quando è troppo tardi. E ci stiamo attrezzando bene, questo lo potete scrivere, anche perché noi non ci possiamo permettere di fare errori il prossimo giro. Grazie Presidente. Prego. Adesso Alda Panzani, poi Anna Maria Parisi e poi Sermaso. Presidente, buongiorno. Ciao. A proposito del nuovo piano di sanità che ha appena annunciato, quindi cos'è che succederà nei prossimi giorni? Cioè, visto che ci stiamo avvicinando ai contagi zero, a situazione che si sta normalizzando, apertura di tutte le attività, gli ospedali che sono stati riaperti, quelli vecchi, saranno chiusi, quelli trasformati in Covid hospital saranno riconvertiti, la normalità dipenderà, dovrebbe interessare anche tutto l'aspetto sanitario, no? Certo, vi posso solo dare delle anticipazioni. Gli ospedali chiusi, riaperti, i vecchi ospedali per capirci, nei quali noi abbiamo creato 740 posti letto, sono 5 ospedali,
Sono Valdobbiadene, Monselice, Zevio, Bussolengo e Isola della Scala. Magari poi se volete vi mandiamo anche una tabellina con i posti letto. Sono 740 posti letto nuovi, perché noi abbiamo preso gli edifici vuoti e li abbiamo riallestiti. Fortunatamente non li abbiamo utilizzati, quindi ringrazio gli alpini, tutti i volontari, i carabinieri in pensione, la protezione civile, tutti quelli che hanno lavorato. A quelli diamo un colpo di chiave e li teniamo lì, pronti per l'autunno. Quindi giù le mani da questi ospedali, che nessuno si avventuri con robe, come si può dire, a parte il fatto che dobbiamo decidere noi, non c'è nessun altro da vedere. No, ma siccome ogni tanto nasce il comitato che ha capito tutto della roba, stanno lì, pronti con le chiavi, cioè nella condizione di andare solo a dare una spolveratina e ripartire, perché io non posso arrivare a ottobre con una reinfezione e avere smantellato queste strutture. Stiamo pensando a contingentare il numero di tende che sono allestite, e lo qua lo sta seguendo l'assessore Bottacin, le tende esterne riscaldate, sì, quelle del triage, ove possibile, cercando di, come si può dire, di disingolfare un po', visto e considerato che ormai in alcuni casi non sono proprio più, e anche perché dobbiamo avere il magazzino pronto se accadesse qualcosa su altri fronti. E vi ricordo che queste sono tende da protezione civile, se non è che possiamo andare a smontarci se viene un'alluvione, un terremoto o qualcosa, o una catastrofe, tutto quello che può accadere. Beh, Tosati, però è il ruolo della protezione civile programmare, e penso che oggi, voi sapete che noi questa programmazione l'abbiamo fatta anche per il coronavirus, forse più di un mese in anticipo rispetto alle direttive internazionali e nazionali. Gli ospedali Covid, vi annuncio che di fatto smontiamo solo le terapie intensive, definiamole ingombranti, che sono quelle che abbiamo allestito nelle sale operatorie, ma lasciamo tutto il possibile e inimmaginabile sia sulle intensive che sulle semi-intensive, addirittura lasciando anche dei reparti che non erano utilizzati a livello ospedaliero già allestiti per il piano d'attacco. Punto, mi fermo qui. Ada, me la può spiegare meglio, per favore, Presidente? Facciamo Villa Salus. Villa Salus torna a fare l'ospedale Villa Salus, però tutto quello che abbiamo allestito resta lì pronto, visto considerato che non è un impiccio avere un respiratore piuttosto che una terapia semi-intensiva. Cioè, il pronti via, il prossimo giro sarà un pronti via con giro di telefonate, non andremo più a cercare il camion di respiratori in Svizzera o il magazzino in Cina che ci manda in mascherine, perché abbiamo già 6 mesi di fabbisogno, 24 milioni e mezzo di mascherine già comprate, per cui noi abbiamo 6 mesi di fabbisogno. Vi ricordo sempre il dato, che voi sapete ormai meglio di me, ma è bene ricordarlo, perché spesso qualcuno dice ma non avevano le mascherine perché non hanno programmato. Azienda ospedaliera di Padova, 950 camici al mese prima del coronavirus. Azienda ospedaliera di Padova con il coronavirus 4.500 camici al giorno. Del resto, se voi ci pensate, quante persone avete visto con la mascherina negli ospedali prima del coronavirus? Non siamo ipocriti, non si utilizzava la mascherina, se lo si utilizzava in sala operatoria o per qualche attività, diciamo che canonicamente prevede la mascherina, che so il dentista piuttosto chi fa delle manovre invasive. Il pronto soccorso, neanche a pronto soccorso, vero? Quindi Alda, mi fermo qui. Comunque il piano in redazione, noi abbiamo già visto assieme agli assessori e all'assessore Lanzarin per la parte sanitaria già una bozza, però vogliamo che sia un piano che sia, come si può dire, un protocollo di intervento ben codificato. Voi se sapete che ci sarà la reinfezione avrete il piano e dice adesso scatta questo. Sarà che chiamate e dite cosa succede adesso? Avete già il protocollo di intervento già stabilito, come ce l'avevamo a gennaio peraltro, perché quando il 21 febbraio ci furono i primi 2 contagiati, alle 6 di sera noi eravamo nella task force di Padova, perché era previsto dal piano la convocazione della task force.
Ok, Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, tornando alle mascherine, quindi da domani, per un chiarimento per tutti quelli che ci stanno ascoltando, vietato togliere le mascherine nei negozi, dalle estetiste, dalle parrucchiere, Nei luoghi chiusi. sui mezzi pubblici. Certo. E bisognerà continuare a effettuare la prenotazione, ad esempio dalle estetiste, dalle parrucchiere, corretto? Anche perché sennò non mi fa le cure. Ecco, sì, era perché se no poi esce fuori un messaggio diverso, quindi giusto per precisare. Bisogna sempre mantenere quello che è il buon senso, no? La mascherina non è un'imposizione, perché ieri qualcuno mi ha detto ma a Venezia le calli sono piene, vogliono una deroga. Dice, ma cosa vuol dire una deroga? La deroga è un farmaco, non la si dà, c'è un salvavita. Quindi la mascherina tu la porti quando c'è confusione, quando c'è troppa gente vicino a te o devi stare ravvicinato a delle persone, anche una persona sola che non sia un tuo convivente, o in tutti i locali chiusi. Non ci si sbaglia, la si tiene in tasca e via. A camminare, passeggiare non serve la mascherina. Un'altra cosa, è appena uscito sul sito, cambiando argomento, torniamo alla questione turistica, con la Grecia che ha aperto all'Italia e sul sito ha aperto all'Italia. Che avrà visto i numeri dei turisti. Però sul sito dell'ambasciata ellenica a Roma si legge che c'è la quarantena obbligatoria per chi torna da 4 regioni, e cioè da luglio questo. Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Esperti della sanità, quelli della Grecia. Ma guardate, io ho sempre avuto il mito della Grecia, no? Cioè, tutti noi l'abbiamo. Eracleonte, ma se era da Gela, Eracleonte. Vabbè, però è Magna Grecia quella zona lì, ci stava. E pensare che la culla della cultura dell'antichità, di tutto quello che comporta la Grecia, i filosofi, la Repubblica Veneta, le repubbliche marinare, tutto quello che vi viene in mente, no? Pensare che si sono ridotti a fare gli editti per escludere il Veneto, che ha legami a doppio filo con la Grecia, ma io lo trovo assolutamente allucinante. Mi chiedo gli operatori greci cosa pensino in questa fase, perché i turisti non è che vengono loro da noi, sono noi che andiamo da loro. Quindi sappiano che non ci vedono più, punto, perché è inevitabile, no? Se ci chiudono in questa maniera la porta in faccia, a meno avessero chiesto informazioni, io dico, il Veneto è a disposizione della comunità greca in maniera costruttiva per mostrare le carte. Poi magari se vogliono andiamo a fargli noi, chiamo il professor Crisanti, un giro di tamponi a casa loro e facciamo una prova. Vediamo che incidenza hanno, perché non c'è un paese indenne dal coronavirus. Cioè dire io sono indenne dal coronavirus è come dire nella mia terra non c'è la tubercolosi, nella mia terra non c'è, che so, l'epatite o altra roba. Ma come si fa a dire una roba del genere? E noi non siamo degli appestati. Cioè, ci mancano anche rispetto, ma non sto scherzando. Vabbè, ci sarebbe il Ministero degli Esteri, però vabbè, lasciamo perdere questo. Cioè, l'ambasciatore o chi per lui, insomma, noi siamo a disposizione, loro devono togliere la nostra regione dal bando, punto. Perché non esiste che io vedo il nome del Veneto in giro per il mondo in un epitafio dove si scrive che siamo degli appestati. Non si fa così. La Grecia è in Europa, è fra l'altro in Schengen. Siamo a perdere l'Europa, non si è capito dov'è. Non serve essere anti-europeisti per dire queste robe, L'Europa è totalmente assente, come al solito. Albino Salmani. Presidente, buongiorno. Ciao Albino. Noi oggi siamo riusciti a ricostruire quello che è successo nelle settimane cruciali prima dell'emergenza di Euganeo e dello scoppio della vera pandemia. Ecco, io le chiedo questo, cioè dalla nostra ricostruzione emerge appunto che il Veneto è partito con un mese di anticipo rispetto al resto d'Italia. Ecco, non è che io le voglio fare i complimenti, ma sarebbe difficile. Ecco, non è compito mio, però è compito anche mio. perché non me li fate mai sul vostro giornale. No, glieli facciamo. Il compito mio è. Sto parlando, tu non sei parte in causa, cioè.
Sto parlando di lui. C'è già Emiliano che ci pensa, insomma, l'avevamo nominato ambasciatore. Adesso Anna Maria adesso ti si è alleata anche con io. No, è che l'altra volta ha cercato di fare l'interprete della mia domanda, si ricorda, quella che non era stata posta chiaramente. Comunque Presidente, se è No, consentita la parentesi ironica, noi avevamo pensato di nominare Emiliano come ambasciatore durante i dialoghi che lei ha per il suo continente veneto con l'omologo governo italiano, Presidente Conte, perché pensiamo che Emiliano sia in grado di parlare un perfetto dialetto veneto, ma... Ecco, a parte questa digressione, no, allora appunto noi qui abbiamo capito che già dal 10 gennaio l'azienda ospedaliera di Padova aveva fatto partire il primo ordine di acquisto dei reagenti per avere una scorta per i tamponi in casa, e poi dal 22 gennaio c'è la prima lettera di convocazione ufficiale nostra del piano che noi abbiamo finito Zaia Russo, e questo dimostra che il Veneto si è mosso con largo anticipo. Allora, lei ha avuto innumerevoli conferenze con i governatori con il ministro Boccia. È mai possibile che come dire, a Roma il Ministero della Sanità non abbia fatto scattare come dire, un piano così talmente efficace e sicuro come avete fatto voi? Perché non siamo riusciti a dare una risposta organizzata in tutto il Paese simile a quella del Veneto? È questo che io le chiedo. Ci faccia capire come... Hai votato al referendum per l'autonomia? Certo, 3 volte sono andato a votare. No, sai, c'è un adagio veneto... E ho sempre trovato purtroppo il seggio chiuso. Mentre parlavi, visto considerato che c'è chi fa la raccolta delle mie dichiarazioni, c'è un adagio veneto che rende l'idea: il cane di tanti paroni muore di fame, cioè il cane di tanti proprietari muore di fame. Ce ne sono troppi a Roma che vogliono dirla loro, cioè bisogna essere operativi. Penso che sia accaduto questo, no? Perché se tu cominci ad avere consulenti dappertutto, ognuno dice la sua. Voglio ricordarvi che sono i consulenti che dicevano che la mascherina non serviva, che serviva solo ai sintomatici. E voi capite che se si perdevano in queste discussioni tra di loro sulla mascherina, nel frattempo il tempo passava. Quindi ho l'impressione che forse sia un tema anche di catena di comando, no? A questo punto. Ma la catena di comando, come dire... Troppo lunga. Ecco, ho capito. E quindi, però la competenza della sanità è in capo alle regioni, quindi da questo punto di vista il fatto di avere... Non nella fase emergenziale. Nella fase emergenziale la regia è nazionale. Prova ne sia che viene dichiarato lo stato d'emergenza e poi vengono date le linee guida. Prova ne sia che il governo interviene. Avete visto anche sul dibattito sulla Lombardia, si dice ma il governo aveva gli strumenti per fare il lockdown se decideva, cioè noi non è che potevamo opporci al lockdown, io non mi sono opposto al lockdown di Vo piuttosto quello che è accaduto, tutto qua. I sindaci hanno rinunciato alla propria Sì, cioè vengono meno alcune prerogative, no? Però mi pare di capire che ci vuole un maggiore coordinamento da questo punto di vista, perché se il modello Veneto funziona, perché non può essere replicato con le stesse linee guida altrove? Non è che io lo voglia imporre agli altri, ma mi pare che sia una scelta razionale e logica tentare di prendere appunto il modello migliore sotto il profilo dell'efficienza sanitaria e allargarlo anche agli altri. Perché questo non è avvenuto? Qual è la catena di comando che blocca anche le cose semplici che in questo Paese si possono fare a costo zero? Ma guarda, tu sai che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, a Roma la vivono come una sottrazione di potere, perché poi questo è vero, no? Ci sta che davanti a un interesse nazionale sanitario ci sia una regia nazionale. Guarda, ve lo dice un autonomista incallito, nel momento in cui l'interesse va fuori dai confini di una regione è giusto che ci sia una sintesi, ma chi fa sintesi la deve fare velocemente. Vi ricordo che noi abbiamo assistito per settimane a dibattiti tra scienziati in televisione, cioè li avete visti tutti, e vi ricordate quando io vi dicevo non c'è un libretto uso e manutenzioni del coronavirus? Mai l'abbiamo visto noi. È ovvio che si mutueranno le buone pratiche, si mutueranno le esperienze positive e negative che tutti noi abbiamo fatto. E vi dirò anche la verità che oggi, onestamente, lo si vede dai vostri articoli, io lo leggo, c'è stato un assettarsi delle diverse realtà regionali. Ormai, guardate il tema tamponi, se era tampone questo sconosciuto a febbraio, oggi è normale fare tamponi e farne anche tanti.
quindi penso che non sia più un problema la diagnostica, ad esempio. Alcune regioni sono state penalizzate dall'organizzazione. Pensate al fatto che se una regione non era organizzata con un sistema multicentrico di diagnostica, noi abbiamo 14 laboratori che fanno tamponi, si sono ritrovati in difficoltà. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto il professor Crisanti che ci ha indicato l'acquisto di quella macchina che andava in alternativa a tutte le macchine che già avevamo, che si sono ritrovate senza reagenti, perché anche lì la multinazionale ci ha detto non vi diamo più reagenti. Tanto è vero che, ad esempio, l'esperienza cosa ci porta a dire, l'ho già detto all'azienda Zero, d'ora in poi quando si compra una macchina ci deve essere una fiduzione della fornitura dei reagenti all'Ibitum, perché noi dobbiamo comprare macchine, sti qua in piena emergenza ci dicono basta reagenti, perché il mondo vuole i reagenti, allora che macchine mi hai dato? Come non averla? Voi sapete che abbiamo macchine che non stiamo utilizzando, in tutta l'emergenza non abbiamo utilizzato, o poco le abbiamo utilizzate perché rispetto al loro potenziale. No, per i reagenti, appunto, l'altro modello importante realizzato a Padova è che avete i cosiddetti reagenti fatti in casa, al di là delle battute di Crozza, però il dato importante sotto il profilo scientifico è che intanto costano poco e poi, come abbiamo oggi non ti dà dipendenza da nessuno. Appunto, finito il test sul coronavirus, puoi fare quello sull'HIV, puoi fare quello sul morbillo, quindi è una grandissima economia di scala e consente, come dire, ecco, nemmeno questo è riuscito, come dire, a imporre come modello alle altre regioni. Ma sì, guarda, qui spendete poco perché il Ministro della Sanità non ha il coraggio di dire tentate di fare dove è possibile almeno un sistema. Io ne ho parlato con il commissario Arcuri, che peraltro devo dire si è informato rispetto al modello Veneto, rispetto ai reagenti o quant'altro, per cui ne ho parlato e penso che il modello Veneto rispetto anche a questo tema dei reagenti sia assolutamente sotto la lente di ingrandimento. Considerate che noi l'abbiamo fatto durante il pieno della tragedia, per cui non eravamo nelle condizioni di poter espandere questo modello, ma di gestirlo in casa sì. Comunque noi abbiamo sempre dato informazioni a tutti coloro che ci chiedevano. Cioè io ho mandato il nome della ditta che ci ha fornito la macchina a tutti i colleghi che mi hanno chiesto informazioni, non c'è mai nessuno che non si è trovato una porta chiusa. Allora si era prenotata prima una collega seduta lì in fondo, se ti avvicini magari così si sente dal microfono. Scusi Presidente, buongiorno. Buongiorno. Una domanda, molti chiedono che cosa significhi ritornare a un'emergenza. Oggi finalmente lei ha detto noi siamo pronti anche per un terremoto, per un meteorite, per qualsiasi cosa capiti e questo ci dà la dimensione, no? Cioè noi siamo pronti. Però riguardo, tornando al coronavirus, cosa significa? Perché vengono usati i morti ancora per criminalizzare la Movida. Hai visto, ieri c'era la Movida, oggi ci sono tanta morti. No. Ecco, appunto, lo sappiamo benissimo, ma noi facciamo uno sforzo anche per chiarire cosa vuol dire tornare all'emergenza. Vuol dire nuovi positivi, vuol dire terapie intensive, vuol dire che cosa? Quantifichiamola. Ma guardi, la ringrazio per la domanda. Intanto diciamo che i morti e soprattutto le terapie intensive, che peraltro sono sempre in calo, i 29 pazienti in terapia intensiva e i morti sono pazienti problematici che spesso sono lì anche da quasi 2 mesi in ospedale. Cioè noi abbiamo casi che ci stiamo trascinando da un paio di mesi. Quindi non c'è una connessione tra il morto di oggi e la piazza piena di oggi, assolutamente, ma è anche impensabile oltretutto. Dall'altro la reinfezione si va a concretizzare con l'innalzamento, ma abbiamo un modello ben chiaro, con la nuova impennata dei carichi nei ricoveri, delle terapie intensive e ovviamente dell'innalzamento dei positivi trovati. Oggi abbiamo un contagio che allo 0,6 per 1000 dal dato di oggi ci dà, forse anche più basso, cioè ormai è rarefazione. Certo è che quando vedremo questo dato che comincia a muoversi verso l'alto, lo intersettiamo nel giro di qualche giorno, lo vediamo già, perché la curva poi ci dà la proiezione. E rimane valido quell'R con 0? Sì, 2 parametri, sì, R con T e R con 0. Esatto. Ma noi siamo sotto l'1, siamo 0,63 se non ricordo male oggi. 0,65.
Sì, ma insomma sono dati non sono da emergenza epidemiologica, non sono epidemia, pandemia, non sono niente. Prego. Prego, collega. Buongiorno. Salute pubblica, se può anticipare, che cosa prevede per la medicina del territorio? Che tipo di nuovi strumenti, Guarda, investimenti, non prassi? anticipiamo nulla, mi fermo a quello che ho detto prima, per un semplice motivo, che il territorio lo vogliamo ancora rinforzare e rafforzare, e lo facciamo dai medici di base, alle USCA, tutte le attività che facciamo, all'infermiera del territorio, però ci fermiamo prudenzialmente a dirvi queste cose. Poi vi diamo un piano cartografato, io spero di darvelo nel giro di una decina di giorni, massimo 2 settimane, dopodiché ne parleremo quando avete il piano. Volevo chiederle, ho letto sulla prima pagina del Messaggero che il governo starebbe pensando di bloccare gli accessi delle persone che arrivano da quei paesi che ci hanno messo al bando. Lei ieri ha detto no, il Veneto è aperto a tutti, no, rimane di cui... Il Veneto non chiude a nessuno. Grazie. Cioè, la terra più ospitale del mondo, che è il Veneto, non chiude a nessuno. Io sono qui da 10 anni, non ho mai messo al bando nessuno. Qui tutti sono ben accetti, punto. Anzi, quelli che mandano via gli altri che vengano pure qui da noi, che un posto glielo troviamo sempre. Altro? C'è Alda? Solo un chiarimento, Presidente. Prego, lei prima, a proposito della Grecia, ha detto devono togliere la nostra regione dal bando. Era un lapsus, nel senso che intendeva l'Italia, oppure era proprio il Veneto? No, io parlo da governatore, parlo del Veneto. Cioè perché... Sì, ma potrebbe verificarsi, che ne so, che la Grecia dica sono così stati bravi in Veneto per cui divieto di andare ovunque tranne che in Veneto. Poi c'è il problema di arrivare. No, ma io l'ho detto, sai perché? Prima di tutto perché parlo per il Veneto, non mi voglio arrogare, diciamo, competenze che non ho. C'è un ministro degli esteri, lo farà lui la richiesta per l'Italia. E dall'altro dico anche un'altra cosa, che parto dal presupposto che la Grecia ha messo solo alcune regioni al bando. Per cui non è un voto per pieno, vuol dire che ce ne sono già 16 che non c'entrano niente con il bando. E dico, vabbè, io vorrei andare con le 16. Però sul serio, guardate, dateci una mano a comunicare questo appello alla Grecia. Cioè non esiste una faccia, una razza, ce lo diciamo tutti, cioè è la stessa frase, cazzo, Grecia e Italia, cioè, non esiste che i greci ci fanno sta roba, me la sarei aspettato da tutto, ma non da loro. Ho l'impressione che i governanti siano assolutamente disconnessi rispetto al popolo greco. Di questo ne ho la certezza, perché gli operatori greci che conosco io non sono di questa opinione. Non è folta la comunità greca qui in Veneto, ma se riuscite a rintracciarne qualcuno, vedrete che vi diranno quello che vi sto dicendo io. Sì, grossa comunità è una parola grande. Cioè. Allora, se è concluso, volevo dire 2 robe. C'era le ciliegie, perché ieri c'era Marostica, Maser ha scritto subito. Vi ha mandato le ciliegie, ringrazio il sindaco Claudia Benedosca, ve le ha mandate, ce ne sono anche di più da quel che ho capito, sono i duroni, e mi ricorda che purtroppo quest'anno anche loro oggi hanno fatto l'inaugurazione virtuale a Villa Barbaro, a Villa Maser, della mostra delle ciliegie di Maser. I turisti, gli avventori che arriveranno verranno intercettati a Villa Barbara e poi verranno indirizzati per l'acquisto nelle diverse aziende. Sono 40 aziende espositrici, quindi ringrazio il sindaco Benedos, tutta l'amministrazione comunale, le associazioni e la Proloco che tutti gli anni fanno ovviamente la mostra delle ciliegie di Masera, e quest'anno mi hanno detto guarda, le ha mandate stamattina per voi, per cui sono un omaggio per voi, e dopodiché sono qui per voi. Poi voglio ringraziare Dolce Regno di Visentin Vanessa, che è una pasticceria di Mogliano Veneto, ci ha portato un dolce che adesso vi faccio vedere, e così i miei detrattori saranno felici quando vedranno piantare il coltello per tagliarlo, no? E so che non si offenderanno, e lo metto a disposizione, così poi ognuno di noi darà il commento su questo dolce. Quindi ringrazio Dolce Regno
che ha mandato ovviamente questo dolce. Eccolo qua. Eccolo qua. Mi hanno garantito che è un dolce comunque. E dimmi. No, stai togliendo la poesia, Sì, certo, no. Sul piano di sanità, cioè lei ha quantificato anche gli investimenti che sono necessari, perché Li stiamo quantificando. questo sarebbe importante, soprattutto per capire se il governo poi sta facendo le stesse cose Ma sai, su scala nazionale e quante risorse dovrà trovare. ma guarda, se arrivano questi miliardi dall'Europa, da quel che si è capito, io spero che il governo li destini anche all'edilizia ospedaliera, perché noi possiamo veramente rifare grandi scelte di natura ospedaliera e territoriale con questi investimenti. Ma ad oggi, Albino, non è possibile fare cifre. Dobbiamo vedere il piano e dopo sì, ovvio che lo andiamo a quotare questo piano. Io non avrei altro da aggiungere. Ah no, sì, la tagliamo, c'è con un coltello però la tagliamo. Cosa deve fare? Ah, se ci portate il coltello così lo tagliamo e vediamo di cosa è fatta sta torta. Però sono stati creativi, C'è il coronavirus. Bandiera del Veneto. La mascherina. Come si chiama? Cake design questo, no? Grazie. Facciamo tagliare l'assessore. Si toglie la soddisfazione. È proprio una torta. Gliela fate vedere a Crozza questa? Tra le varie scatole. Crozza deve imparare l'addizione, il Veneto se Veneto. Grazie, buongiorno a tutti e buona domenica. Domani c'è la dottoressa Del Silvestro, grande appuntamento perché avremo un quadro del plasma iperimmune, avremo un quadro della banca del plasma, la raccolta, insomma avremo un punto della situazione che ritengo positivo e in settimana avrete altri professionisti della sanità. Grazie. Oltre ad avere poi la presentazione nei prossimi giorni anche di 2 importanti delibere che adotteremo rispetto all'RSA e rispetto al territorio. Bene. Allora, intanto lasciamo che assessori e colleghi giornalisti si mangino la torta che è stata donata al Presidente Zaia, che ovviamente lo rappresenta, tra l'altro un po' la sintesi di tutto questo lavoro durato tanti mesi, in cui davvero è encomiabile l'impegno del Presidente Zaia e degli assessori sempre presenti quotidianamente, tutti i giorni, domeniche, Pasqua, Pasquetta e quant'altro, per illustrare proprio alla gente, alle persone comuni, la situazione in regione. E per quanto riguarda queste riaperture e quant'altro, c'è un tempio, un edificio sacro al Lido che è stato restaurato e adesso finalmente si può tornare a visitare. Altra data importante per Venezia: riapre il tempio votivo in Riviera Santa Maria Elisabetta dopo un complesso restauro fortemente voluto dalla Regione Veneto, che lo ha finanziato per la gran parte dal Comune di Venezia e dal Patriarcato proprietario dell'edificio. Apre il tempio votivo e lo fa anche per il luogo liturgico, che era una delle finalità previste dal progetto di restauro finanziato dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia insieme al Patriarcato di Venezia, per recuperare questo importante monumento della storia della città legato alla fine del primo conflitto mondiale. Si inizierà dall'uso liturgico della cripta. Il direttore dei beni culturali del Patriarcato Don Gianmatteo Caputo ha seguito passo dopo passo l'intero restauro dell'edificio. Un intervento progettuale che, oltre ad aver recuperato e ripristinato la qualità dell'edificio, ha anche in qualche modo voluto
essere valorizzato da un intervento agli impianti e all'acustica e anche e soprattutto a quella attenzione ai colori liturgici che avrete modo di apprezzare nel corso dell'anno. Patriarca Moraglia con il sindaco Brugnaro e il prefetto Zapparotto avevano lo scorso ottobre presentato alla città la struttura. Contiamo anche che presto possano riaprire anche le altre parti dell'edificio, quelle destinate alla sua fruizione museale, che sono caratterizzate proprio dal luogo della memoria. E adesso allora, visto che è stata divulgata la tabella con tutte le variazioni Covid da Azienda Zero, vediamo assieme che novità ci sono rispetto alle 5 di ieri. Si sono registrati 2 nuovi casi positivi, un totale di 19.152 tamponi positivi. Nello specifico i casi attualmente positivi sono 1.500. Le persone decedute in area ospedaliera ed extraospedaliera sono 1.918. I negativizzati al Covid-19 15.734, numero decisamente in aumento, mentre in calo, questo è un dato positivissimo, 1.594 i soggetti in isolamento domiciliare. Andiamo a vedere invece le persone che si trovano ricoverate in area non critica e in terapia intensiva, meno 10 le persone in area non critica, quindi 10 persone che sono uscite dall'area non critica, 385 il totale. 0 invece le persone, quindi invariata la situazione nella terapia intensiva, restano 29 pazienti ricoverati in terapia intensiva e questo 0 è decisamente buono, perché insomma vuol dire che nella notte non si sono verificati decessi, quindi si resta purtroppo a quota 1377 persone che hanno perso la vita dal 21 febbraio ad oggi, però almeno nella nottata non si sono verificati decessi e questo è decisamente un dato che fa ben sperare per quanto riguarda la situazione nella nostra regione. E adesso allora andiamo a vedere, andiamo ad Altivole, perché si è verificato un caso davvero particolare e poi ci sposteremo e andremo a Belluno per vedere la situazione. Si parla tanto di parchi e quant'altro, la situazione del parco, di un parco particolare. Insomma, possono andare le persone, possono andare i bambini, ma come si può stare in un parco? Vediamo. Non c'è. Il parco del Bellunese. Vediamo se la regia riesce a trovarlo. Via libera il progetto che consentirà la rinascita del parco fluviale di Lambioia a Belluno. La segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l'ok del gruppo di monitoraggio all'aggiornamento del progetto, che era già pronto per l'appalto, ma la tempesta Vaia fermò con lo straripamento del Piave. Con Alessandro vi facciamo vedere quali sono le condizioni di degrado in cui versa il parco fluviale di Lambioi. Questa area è chiusa, c'è un divieto di accesso, qui la distruzione la ricorderete al tempo di Vaia. Finalmente è stato dato il via libera per la rigenerazione di questa area che si trova praticamente ai piedi del cuore della città. 5.300.000 euro l'importo complessivo del progetto. Il Comune aveva richiesto il nulla osta per poter adeguare il progetto che era pronto per andare in appalto, ma i danni subiti dal Parco di Lambioi a seguito della tempesta Vaia avevano reso non percorribile l'espletamento delle procedure di gara. Il progetto è il più significativo del piano per la rigenerazione urbana e prevede la realizzazione del sottopasso di collegamento ciclopedonale tra il Parco Emidio e l'area di Lambioi, una nuova area sosta per i camper a fianco del parcheggio, un nuovo parcheggio a fianco dello Space Arena, la sistemazione di tutta via Lambioi e dell'accesso principale dal centro storico al parco, interventi per l'accesso al Piave in zona Nogarea e San Pietro, interventi di ripristino nella vasta area danneggiata dalla piena del Piave a Lambioi. Il costo dell'opera è di 5,3 milioni di euro, 4,2 a carico dello Stato, mentre per la restante parte intervengono il Comune di Belluno e Bingi SP, che nel frattempo ha già realizzato e concluso importanti opere impiantistiche. Il progetto si coordina con le attività messe in campo dalle Regione Veneto tramite il Genio Civile di Belluno, con la quale è in corso una collaborazione molto proficua. Genio Civile che ha in carico il rifacimento di quel tratto di argine
crollato sempre a seguito dei danni Vaia. Il primo stralcio, curato da Sportivamente Belluno, servirà per realizzare un'area parco giochi con attrezzature varie e barbecue per consentire una graduale riappropriazione dell'area da parte dei cittadini che fin dai primi giorni dopo la tempesta Vaia si sono impegnati per la rinascita dell'area divenuta simbolo della nostra città grazie a un'importante raccolta fondi. E prima dei saluti vi ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, alle 15:30 come sempre lo spazio dedicato ai più piccoli e poi si va con la ginnastica dolce, zumba, tai chi e pilates. L'appuntamento alle 17:20 questo 31 maggio, ultimo giorno di maggio del mese dedicato a Maria con il Santo Rosario dalla Basilica del Santo, e poi si resta a Padova perché alle 18 come sempre c'è la Santa Messa. Io vi saluto e ci vediamo più tardi, una buona giornata.